Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati con l'informazione su friulitv.net. Apriamo subito con la cronaca per dire che un container è andato completamente distrutto dalle fiamme ieri sera, poco prima delle 23 a Fontana Fredda. L'incendio è avvenuto nella zona industriale, nell'area di pertinenza di una ditta. Le fiamme hanno interessato la parte esterna della proprietà e hanno coinvolto 3 container completamente pieni di rifiuti. Con il supporto di un'autobotte dei Vigili del Fuoco, giunti da Pordenone, hanno domato le fiamme in pochi minuti. Non ci sono per fortuna feriti. Chiaramente le cause dell'incendio da parte dei carabinieri della compagnia di Sacile che indagano per accertare il tutto. E adesso ci trasferiamo a Gorizia per una notizia di cronaca, per dirvi che nel giorno del 3 luglio scorso veniva segnalato al COA di Udine che il conducente di un furgone con targa svizzera aveva fatto rifornimento di carburante presso l'area di servizio di Calstorta e si era allontanato senza pagare. Allertate le pattuglie in servizio lungo la A4, il personale riusciva attraverso monitoraggio delle telecamere di videosorveglianza della rete autostradale a individuare il veicolo all'altezza di Villesse, consentendo a una pattuglia della Polstrada di Gorizia di intercettarlo e fermarlo. Alla guida si trovava un 28enne rumeno, il quale, una volta sceso dal veicolo in evidente stato di ubriachezza, sul sedile lato passeggero veniva trovata una bottiglia quasi vuota di vodka. Lo stesso non era in grado di esibire né i documenti propri né quelli del veicolo e non comprendeva la lingua italiana. Il veicolo risultava rubato ed aveva ancora a bordo un dispositivo di ritracciamento satellitare in funzione. Il proprietario ne aveva denunciato il furto in Francia e la denuncia era stata inserita nel sistema Schengen dalla polizia francese, diramando le ricerche in tutta Europa. Lo straniero, che non risultava avere precedenti di polizia, veniva accompagnato al vicino commissariato di pubblica sicurezza di Monfalcone, dove con l'ausilio di un interprete gli veniva spiegata la sua posizione e quindi sottoposto ai previsti rilievi fotodattiloscopici. Al termine degli atti di rito, il 28enne è stato deferito in stato di libertà per ricettazione e guida in stato di ebbrezza. Grazie al sistema di informazione Schengen, che ha istituito la cooperazione delle forze di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale, si è potuto rintracciare il veicolo prima che lo stesso varcasse anche il confine italiano. E adesso parliamo di sport col prossimo servizio. All'apice delle sue potenzialità e della sua carriera. Si è data degli obiettivi, li ha quasi sempre raggiunti. Il fatto che sia tornata in modo così prorompente vincendo un campionato mondiale dopo la maternità già ci dice chi è Mara. E con lei, il nostro aquilotto, speriamo che voli sempre più alto. Ciò detto, lo stesso augurio ovviamente lo rivolgo a tutti gli atleti della nostra regione che parteciperanno alle Olimpiadi, che sono tanti. E sono venuta a salutare Mara Navarria simbolicamente per salutarli tutti, ma anche perché, e questo lo dico anche a nome del Presidente Fedriga, Mara Navarria sulla sua maschera porta l'emblema del Friuli Venezia Giulia, perché ha scelto di avere uno sponsor in meno ma la sua terra in più, e quindi mi sembrava che meritasse un saluto. Mara Navarria, mamma, donna, campionessa e anche ambassador della regione Friuli Venezia Giulia, come vive questi ruoli? Ma sicuramente
È un impegno, però ci vuole allo stesso tempo passione, meno per quello che è il lavoro, dedizione e poi una grandissima organizzazione dietro le quinte, quindi come essere mamma ma anche come essere moglie, quindi voglio ringraziare tantissimo mio marito Andrea Lococco che mi aiuta e mi sostiene in questo percorso di atleta. Però ci vuole anche tanta convinzione e quello che io dico ogni tanto è la voglia di arrivare e avere l'obiettivo chiaro, quindi basta scegliere e come ho scelto io possono scegliere, chiunque può scegliere quale strada intraprendere. E lei diffonde anche i nostri paesaggi, la nostra cultura con entusiasmo. Ma sì, io ho creato questa rubrica che si chiama Io Baceseme, giovedì a casa mia, all'inizio solo su Instagram, sono partita da casa, da Carlino, dalla tabella che è a 20 metri da casa mia, dove mi sono trasferita veramente da un mese. Abbiamo questa nuova casa con appunto molto terreno e sono partita da lì per diffondere quello che è la mia origine, quello che è il legame con la mia terra, la mia famiglia e i miei amici. Vivo in un paese che ha un passo dal mare alle montagne, perché non condividere e far conoscere questa regione che è molto bella. Complimenti dunque e auguri a Mara Navarri. Andiamo a chiudere con una notizia di servizio per dire che sarà attivata a partire da sabato 10 luglio la nuova linea di trasporto pubblico marittimo tra Lignano e Grado, inserito e finanziato quale servizio sperimentale nell'ambito del progetto strategico Mimosa, a valere sul programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2014-20. Il nuovo collegamento, che prevede anche il trasporto delle biciclette, va a completare l'offerta dei servizi marittimi stagionali pianificati dalla Regione e affidati alla società consortile TPL FVG. La nuova linea, spiega l'assessore regionale Graziano Pizzimenti, collegherà le due località turistiche con 4 servizi giornalieri, 2 all'andata e 2 al ritorno, dal martedì alla domenica fino al 3 ottobre prossimo. L'orario sarà strutturato in modo da risultare completamente alla linea Trieste-Grado. Ciò darà la possibilità di spostarsi anche via mare dal capoluogo regionale alla meta turistica friulana e viceversa in giornata, con un tempo di permanenza tale da essere appetibile per una gita giornaliera nelle rispettive località. Il servizio è stato subaffittato da TPL FVG su autorizzazione dell'amministrazione regionale alla stessa società di navigazione veneta che opera i collegamenti tra Trieste e Grado. E con questa notizia chiudiamo qui questa pagina informativa del giorno. Vi diamo appuntamento nel corso della giornata per le altre news, chiaramente attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon proseguimento di giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.